siamo convinti che i vincoli paesaggistici posti appunto tra il Comelico e la Val d'Anziei dal Ministero siano vincoli posti, ma sono competenze della Regione, per cui c'è un'invasione di campo, definiamola così, tra virgolette, da parte del Ministero. Non siamo dei guerrafondai, ma dobbiamo difendere i nostri territori. Se lo Stato invade il campo e le competenze, la battaglia sarà anche davanti alla Corte Costituzionale. Il governatore Zaia l'aveva annunciato quando la bufera era scoppiata negli ultimi mesi del 2019, ora è ufficiale. Il caso dei vincoli paesaggistici imposti con un decreto dal Ministero dei Beni Culturali nel territorio tra Comelico e Val d'Anziei diventa battaglia legale e con un passaggio in più, un doppio ricorso. Abbiamo dato mandato alla nostra avvocatura di ricorrere non solo al TAR, come faranno i comuni e gli altri coinvolti, annuncia il governatore, ma anche alla Corte Costituzionale. Invasione di campo intollerabile dunque per la Regione e non solo, visto che in questi mesi a rivoltarsi erano stati pure i comuni e le categorie economiche, perché quei vincoli hanno una conseguenza concreta. Significa non poter più realizzare l'impianto di collegamento, detta proprio in soldoni, tra il Comelico e la Valpusteria. Collegare il Comelico con la Valpusteria dal punto di vista sciistico, di carosello sciistico, significa offrire un'opportunità a tutta la parte del Comelico che oggi non ha. Capisce anche lei, capiscono tutti, anche i non esperti di montagna, che se il Comelico avesse un collegamento con la Valpusteria diventerebbe ancora più attrattivo e potremmo anche far fronte a quello che oggi è il vero dramma del Comelico, che è lo spopolamento. In ballo ci sono i mondiali di sci 2021 e le Olimpiadi invernali 2026, appuntamenti troppo importanti per la montagna bellunese, che paradossalmente solo sabato scorso ha visto inaugurare dal ministro Federico D'Incà, assieme ai vertici della regione e della provincia, la Freccia nel cielo, nuova cabinovia di Col Druschet sopra Cortina. Quei vincoli allora fanno ancora più arrabbiare la regione, anche perché, spiega Zaia, il collegamento Comelico-Valpusteria è un'opportunità. Io penso che sia anche un buon punto di equilibrio tra la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e quello che poi significa anche mantenere la presenza dell'uomo nella montagna. La montagna senza uomo non può vivere e l'uomo senza montagna è in egual misura.